Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Niscemi, sono 13 gli indagati per disastro colposo e danneggiamento a 3 mesi dalla frana, tra loro gli ultimi 4 presidenti della regione, Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani, ancora non utilizzati i fondi stanziati per l'evento franoso del 97. La protesta degli autotrasportatori siciliani, tir fermi nei porti, stop agli approvvigionamenti per la grande distribuzione, psicosi tra gli automobilisti ma nessun allarme per i rifornimenti di benzina nelle stazioni di servizio. Il tema denuncia di una bambina a scuola allicata nell'Agrigentino, sto male quando papà picchia la mamma, attivato il codice rosso, l'uomo è stato allontanato e poi arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati. A Librino tutto attorno alla scuola Rita Atria, accumuli di rifiuti abbandonati da incivili, una situazione di incuria che residenti e insegnanti denunciano da tempo. Torna a Catania la prevenzione cardiovascolare grazie al Track Tour Banca del Cuore. L'unità mobile sosterrà dal 20 aprile in Piazza Università per offrire visite gratuite. E per il calcio, cambio in casa Catania, esonerato Viali, torna Domenico Toscano. Non solo fango e detriti, ma anni di omissioni e interventi mai realizzati. A 3 mesi dalla frana di Niscemi, la Procura di Gela scrive 13 indagati eccellenti e avverte l'indagine è solo all'inizio. GR Italia. Non sono stati solo fango e detriti a travolgere Niscemi lo scorso 25 gennaio, ma anni di ritardi, silenzi e opere mai realizzate. A 3 mesi da quella frana che ha costretto oltre 1000 persone a lasciare le proprie case arriva la prima svolta nell'inchiesta. La Procura di Gela, guidata da Salvatore Vella, ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati, tra loro anche gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana, Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci, oggi ministro della Protezione Civile, e l'attuale governatore Renato Schifani. Le accuse a vario titolo sono disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Per i magistrati, chi aveva il compito di intervenire per mettere in sicurezza il territorio non lo avrebbe fatto, nonostante progetti e fondi già disponibili. Al centro dell'indagine opere di mitigazione mai realizzate, circa 12 milioni di euro stanziati già alla fine degli anni 90 e rimasti per anni inutilizzati. Un appalto affidato nei primi anni 2000 e poi risolto nel 2010 per inadempimento. Da allora, secondo gli inquirenti, nessun intervento concreto. Insieme ai vertici politici sono indagati i dirigenti della Protezione Civile regionale, tecnici e funzionari che nel tempo hanno avuto ruoli nella gestione del rischio idrogeologico. L'inchiesta ricostruisce una lunga catena di omissioni che parte dalla frana del 97 e arriva fino ai giorni nostri, passando per progetti mai completati, ritardi e decisioni mancate. Siamo nella prima fase, questi 13 indagati riguardano le opere, la mancata realizzazione delle opere di mitigazione. E proprio da qui le indagini andranno avanti. Il lavoro della Procura si articola in più filoni, non solo le opere mai realizzate, ma anche la gestione delle acque e le scelte urbanistiche in un'area classificata a massimo rischio. Questo è il primo slot, poi negli altri 2 verosimilmente ci saranno altri indagati in futuro su cui oggi non possiamo dire assolutamente nulla. Per la Procura l'obiettivo è chiaro: accertare se quella frana fosse davvero inevitabile o se invece sia stata l'epilogo di una lunga serie di responsabilità mai affrontate. E veniamo alla protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburante. I tir sono fermi dentro i porti, vediamo le conseguenze negli scaffali dei supermercati e alle pompe di benzina. Con Eva Spampinato. Noi siamo fermi nei nostri passaggi, non scarichiamo le navi. Quando non c'entra niente. Lo sciopero degli autotrasportatori siciliani c'è, durerà fino al 18 aprile e forse proseguirà anche dopo, ma i beni di prima necessità come i farmaci e la benzina verranno garantiti. Non ci sono problemi ai traghetti, non c'è problema nelle strade. Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione ai supermercati, perché se rimaniamo fermi naturalmente siamo la maggior parte noi che forniamo ai supermercati e sicuramente si ritroveranno gli scaffali vuoti. A me nessuno mi può obbligare ad andare a lavorare in perdita. L'adesione secondo gli organizzatori è molto alta.
Ogni grande flotta di questa ha 3.000 veicoli, quindi sono più di 150, superiamo in abbondanza le 30.000 unità. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto i costi. Trasportare merci in Sicilia è più caro rispetto al resto d'Italia. A pesare sono l'aumento del carburante e le nuove regole europee sulle emissioni che hanno fatto salire i prezzi dei traghetti con un aggravio stimato di circa 400 euro a viaggio. 2 anni che paghiamo noi questa quota dell'ETS all'armatore, un tesoretto di 500 milioni di euro, sono soldi dei siciliani e dei sardi che sono gli unici che utilizzano le navi. Quei soldi noi li vogliamo per abbattere il costo della polizza d'imbarco. Senza risposte dal governo nazionale, il fermo andrà avanti ad oltranza. Noi abbiamo bisogno di almeno 100 milioni di euro per poter far fronte al problema del caro biglietto navi, quindi apprezziamo la disponibilità del Presidente Calvagno, però non risolviamo il problema lo deve risolvere il Ministro Salvini. Anche gli armatori e i pescatori siciliani aderiscono alla protesta nazionale, lasciando le imbarcazioni ferme nei porti. E la protesta degli autotrasportatori ha raccolto un alto numero di adesioni anche a Palermo. Sentiamo Marco Gullà. Al porto di Palermo ci sono i tir fermi, senza rimorchio. Oggi scioperiamo anche per chi invece sta lavorando, ci dice con polemica un autotrasportatore che richiede l'adesione di tutti i colleghi. La protesta, che andrà avanti fino a sabato, prevede il blocco delle operazioni di carico e scarico dei semirimorchi dalle navi, con un impatto diretto sul trasporto intermodale. Almeno fino a sabato a mezzanotte, dopodiché vedremo gli sviluppi della situazione. Le chiedo un esempio pratico: se prima il carburante per un mezzo, il pieno, costava 800 euro, adesso a quanto siamo arrivati? Ma con un pieno di 800 euro oggi siamo intorno a 1400 euro. Ma alla base della protesta c'è anche la gestione delle attività di trasporto, aggravati, secondo il comitato, da dinamiche internazionali e da una struttura dei costi sempre più insostenibile per le aziende del settore. I 25 milioni di euro stanziati dalla regione siciliana non soddisfano i rappresentanti degli autotrasportatori. L'obiettivo è essere ricevuti al MIT. E anche se, come avete sentito, gli autotrasportatori rassicurano, è già diffusa la psicosi e c'è la corsa al pieno alle pompe di benzina. Non c'è questo allarmismo di cui si parla, in questo momento stanno arrivando. Sì, momentaneamente funziona tutto. Clacson e serbatoi pieni. In Sicilia la paura dello sciopero degli autotrasportatori corre veloce, ma è davvero emergenza? Per quanto riguarda noi il carburante c'è. Il blocco non riguarda le autocisterne che trasportano il carburante, ma alle pompe di benzina è già scattata la corsa al pieno. Da Catania a Palermo distributori presi d'assalto, auto in coda attese anche di mezz'ora e automobilisti che non vogliono rischiare di restare a secco. Intanto ci mettiamo un po' di benzina in più e poi va bene, vediamo. Speriamo che non ci sia. Un effetto domino alimentato dal timore che nei prossimi giorni la rete possa rallentare. E dicono che ci sarà questo sciopero dei trasporti, quindi cerchiamo di provvedere in tempo per evitare problemi. Ma al momento non risultano blocchi nella distribuzione del carburante. Intanto però dagli operatori del settore arriva un invito alla calma, al momento nessuna interruzione delle forniture. Da ieri che è proprio senza sosta. Non credo all'allarmismo che c'è in questo periodo, devo fare benzina perché devo fare per andare a lavorare. E mentre gli autotrasportatori rilanciano la protesta contro il caro benzina chiedendo misure urgenti, sulle strade siciliane si consuma già un piccolo paradosso. Il pieno si fa per paura e per, è il caso di dirlo, accodarsi. Meglio prevenire. Meglio prevenire che curare, no? Cambiamo argomento. La Procura di Patti ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio dopo il tentativo di una ragazza 17enne di togliersi la vita lanciandosi dal 6° piano del palazzo in cui viveva insieme a 3 compagni di squadra. È successo al culmine di una lite scoppiata fra di loro. La ragazza è in gravi condizioni. Nel registro degli indagati è stata iscritta una delle amiche che è maggiorenne. È stato scovato in un appartamento di Librino un ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere catanese di Bicocca che si nascondeva lì dopo una condanna a 10 anni per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Il 70enne Giuliano Gerardo Cardamone, originario di Catanzaro, era nascosto in un appartamento occupato abusivamente all'8° piano.
Un insegnante di 59 anni è morta ieri in classe davanti agli alunni nel liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La donna è stata colta da malore durante una lezione. I colleghi hanno cercato di rianimarla seguendo il massaggio cardiaco. Inutile anche l'intervento dei sanitari che hanno soltanto potuto constatarne il decesso. A Licata, in provincia di Agrigento, una bambina affida un tema, il dolore di casa. Sto male quando mio padre picchia la mamma. Sentiamo Davide Sardo. Sto male quando mio padre picchia la mamma. È bastata questa frase, scritta da una bambina in un compito in classe, per far emergere un presunto caso di violenza domestica e far scattare la macchina della giustizia. L'allarme è partito dalla scuola ed è arrivato ai carabinieri e alla procura. Convocata dai militari, la madre, una trentenne di Licata, ha confermato le violenze. È stato immediatamente attivato il codice rosso. Per il marito, anche lui trentenne, è scattato prima l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, poi nei giorni scorsi l'arresto su ordinanza del giudice. Dopo un breve periodo in carcere si trova adesso ai domiciliari. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, aggravati alla presenza della figlia minore. Davanti alla GIP del Tribunale di Agrigento si è svolto l'incidente probatorio. Madre e figlia, ascoltate in modalità protetta, hanno confermato le accuse. L'indagato invece ha respinto ogni addebito. Dalle indagini emerge il racconto di un incubo domestico, minacce, insulti e aggressioni spesso consumate proprio davanti alla bambina, una realtà che la scuola ha contribuito a portare alla luce. La DIA di Messina assieme alla DDA e i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un'impresa edile ritenuta indirettamente ricadente nella disponibilità di un condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale ha ritenuto che l'impresa sia frutto di attività illecita e ha riguardato tutto il compendio aziendale dell'impresa, il cui valore è stato stimato in circa 2 milioni di euro. A Lebrino, quartiere di Catania, non decolla la raccolta differenziata in tema di responsabilità e ormai tutti contro tutti. Vi mostriamo la scalinata della vergogna al viale Moncada. Tonino De Mana. Una scalinata quasi intransitabile per la presenza di rifiuti di ogni tipo. Il piazzale della scuola Rita Atria trasformato in una maxi discarica. Poco più avanti divani in disuso ed un surgelatore abbandonato. Siamo sul viale Moncada a Librino, dove la raccolta differenziata non sa da fare e per molteplici motivi. Da queste parti tutti accusano tutti e intanto la spazzatura si accumula. Non abbiamo dove mettere la spazzatura. Non possiamo fare ma neanche la differenziata. Non ci sono i bidoni adatti. Assolutamente no. Lei si riferisce ai carrellati? I carrellati, bravissimo, non ce ne sono. Ma avete fatto richiesta, perché non ci sono? Non lo so, il comune non li ha messi mai. Da questa signora residente sul viale Moncada ad un insegnante che intercettiamo davanti alla scuola. Basterebbe mettere dei fustoni idonei quando la gente comunque anziché buttare a volo qui la spazzatura la butterebbe nei cassonetti idonei. Di chi è la responsabilità? No, penso il comune. Risaliamo la scalinata e dall'alto lo scenario è ancor più deprimente visto che scopriamo persino una rampa per tirare l'immondizia, destinazione il retro della scuola. Dal lancio al deposito selvaggio del sacchetto, questo signore ci svela un'inedita situazione. Le mamme che scendono e buttano la spazzatura qua sotto, e lo dico forte, perché si lamentano che c'è la spazzatura e non possono camminare, ma prima a ghittarli sono idi, quella e che esempio danno le mamme davanti ai bambini a buttare la spazzatura così? Un brutto esempio, perché a parte questo ci sono le mamme che mandano i bambini a buttare la spazzatura, per non fare 10 metri in più la vanno a buttare qua sotto. Dai rifiuti all'acqua, la perdita che vedete risale al 2024, nessuno vede, nessuno provvede, qui tutto scorre. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Torna a Catania la prevenzione cardiovascolare gratuita grazie al Track Tour Banca del Cuore che offre appunto visite gratuite a tutti i cittadini. Simona Mazzone.
È ripartita la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Track Tour Banca del Cuore, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Dal 20 al 22 aprile il Jumbo Track farà tappa a Catania, con sosta in Piazza Università, per offrire ai cittadini screening cardiologici completi e gratuiti. La prevenzione cardiovascolare è importante perché si muore di più di cuore che più di qualunque altra patologia. A tutti i cittadini verrà consegnata una Bancomat personale, una card per accedere in ogni momento alla cartella clinica del proprio cuore. Più di 84.000 sono stati già i soggetti che hanno ricevuto la Bancomat, questa speciale card che noi eroghiamo gratuitamente dopo aver eseguito un elettrocardiogramma, uno screening metabolico mediante la puntura di un dito che permette di valutare tutto il profilo lipidico, quindi tutta la frazione del colesterolo, dei trigliceridi, della glicemia. Come prevenire le malattie cardiovascolari? Migliorando l'alimentazione, aumentando l'esercizio fisico, riducendo l'obesità e soprattutto con una dieta equilibrata, quella dei nostri nonni, la dieta mediterranea. Si può prenotare lo screening sul sito bancadelcuore.it o scaricando l'app Banca del Cuore per individuare giorno e fascia oraria tra quelle disponibili. Sarà possibile accedere anche senza prenotazione dalle 9 alle 19 in ordine di arrivo. Ha dato alla luce 2 gemelli e stanno tutti bene. Protagonista di questo parto eccezionale al Policlinico di Catania, una donna trapiantata di rene. Orazio Longo. Finalmente ho coronato il mio sogno di avere altri 2 figli, grazie ai medici del San Marco, il ginecologo Bandiera e tutta l'equipe anche del centro trapianti del Policlinico di Catania. La storia a lieto fine, l'evento eccezionale. Maria Immacolata è una donna di 31 anni trapiantata di rene. Già mamma di una bambina avuta prima del trapianto, aveva manifestato la voglia di crearsi una famiglia numerosa. Un rischio grosso, ma lei è stata più forte. Ha scelto il percorso di una nuova maternità nel rispetto dei tempi e delle indicazioni dei medici. La gravidanza, rivelatasi gemellare, ha comportato complessità cliniche. La gestione della paziente è stata presa in carico da un'equipe del Policlinico Rodolico San Marco di Catania che ha pianificato tutto nei minimi dettagli. Siamo riusciti soprattutto con l'attenzione dei ginecologi, dei colleghi che sono occupati del trapianto, dei neonatologi che intendo ringraziare, a tenere in vita 2 vite umane e rendere felice una coppia. Il parto cesareo si è svolto senza complicazioni. Le 2 bimbe, Adele e Isabel, sono in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di intubazione. In letteratura avevo visto che c'erano soltanto pochissimi casi, solo 2 dal 2021 al 2014, descritti come case report, perché immaginate bene che se già una gravidanza è a rischio perché una donna è trapiantata, una gravidanza gemellare vi lascio immaginare. Andiamo adesso al Vinitaly, dove cala il sipario sulla fiera di Verona con un grosso successo dei vini dell'Etna. La Sicilia in generale e l'Etna in particolare. Si conclude così la 58esima edizione del Vinitaly con un grande appeal prodotto dai vini sotto il vulcano. Molto apprezzato il rosato di Nerello Mascalese, che per i suoi profumi floreali è ritenuto un ottimo vino gastronomico. La nostra regione è stata ospitata nel padiglione 2 della Fiera di Verona. Premio speciale Gran Vinitaly 2026 alle cantine Valle dell'Acate per il vino rosso Vittoria Doc Frappato 2024 e alle cantine Alcantara per l'Etna Doc Amuri di Fimna e Amuri di Matri 2024. Siamo sostanzialmente molto contenti. Per quanto riguarda il Consorzio Doc-Etna, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere circa 100 metri quadri in più e complessivamente sono venute 46 aziende dell'Etna. L'afflusso è stato notevole. Visitatori provenienti da tutto il mondo, americani e statunitensi in testa per apprezzare il vino, ma nello stesso tempo per partecipare agli eventi collaterali. Uno di questi ha riguardato l'aspetto archeologico della Sicilia. E noi abbiamo messo insieme l'aspetto archeologico della Sicilia e l'aspetto archeologico dei vini. Abbiamo portato i vitigni reliquie che la facoltà di agraria ha dato a varie aziende dell'Etna e alcune di queste aziende, fra cui la nostra, hanno realizzato questi prodotti. Questi prodotti li abbiamo fatti assaggiare e hanno avuto un successo enorme, non pensavamo che potessero piacere tanto. Particolarmente apprezzata da espositori e visitatori la parte organizzativa gestita dall'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia e tra i trend usciti fuori dal Vinitaly uno studio di Coldiretti relativo ai vigneti biologici, con l'Italia che ne possiede 1/4 del totale mondiale, 3 milioni di ettolitri di vino biologico prodotto ogni anno, pari a circa il 25% della produzione mondiale. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con il cambio sulla panchina del Catania.
Siamo al calcio, cambio in casa Catania, esonerato Viali, torna Domenico Toscano. La rivoluzione di primavera arriva in un pomeriggio di metà aprile, non proprio all'improvviso perché le avvisaglie c'erano già state nelle ore precedenti. Il Catania ha esonerato William Viali e con lui l'allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri, che però avevano diretto l'allenamento della mattina quasi a voler confermare la prima volontà del club rossazzurro, ovvero continuare con il tecnico che aveva raccolto in 4 partite una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. L'accelerata però è arrivata dopo la video call con il presidente Rosario Pelligra. Prima erano già stati avviati i contatti con Domenico Toscano. L'allenatore calabrese è stato richiamato già oggi pomeriggio, dirigerà il primo allenamento insieme al vice Michele Napoli che rientra nello staff insieme a lui. Ma l'esonero di Viali ha sicuramente rotto gli equilibri all'interno anche dello staff dirigenziale. Dopo l'ufficialità dell'allontanamento del tecnico e del ritorno di Toscano, infatti, il club ha ufficializzato il provvedimento a sorpresa quasi, con cui si interrompe anche il rapporto con il DS Ivano Pastore, che negli ultimi tempi era stato sostanzialmente messo da parte, sia nella scelta di Viali che nella scelta che ha portato al ritorno di Toscano. La speranza della proprietà è quella che questa restaurazione possa dare alla squadra quella serenità e quella sicurezza che servono per affrontare i play-off. L'obiettivo è chiaramente quello di vincerli e centrare la promozione in B, passando dalla porta di servizio. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa, l'informazione torna alle 14.